Oroscopo settimanale, dal 25 febbraio al 3 marzo 2019. Ariete. Amore, settimana piena di perplessità a livello sentimentale, e ciò potrebbe facilmente favorire delle incertezze sul partner che diventeranno ancora più forti durante il fine settimana. Chiarite le faccende amorose se volete passare delle giornate tranquille. Anche i single dovranno fare attenzione a non creare false illusioni. Lavoro. Sul piano lavorativo tutto filerà abbastanza liscio, ma con i colleghi potreste avere qualche diverbio. Gli influssi settimanali saranno contrastanti e molti di voi potrebbero avere dei picchi di nervosismo nelle giornate di lunedì e mercoledì. Cercate di mantenervi lucidi, soprattutto adesso che è un momento positivo per il lavoro. Toro. Amore, l'apatia dell'inizio settimana vi renderà indifferenti alle questioni amorose, e potreste creare dei dissapori con il partner. Per fortuna si tratterà solo di una fase breve, che non si presenterà nel fine settimana, infatti sabato e domenica sarete al top. Ottimi incontri anche per chi è single, in vista ci sono nuovi incontri. Lavoro, inizio settimana piatto per il lavoro, ma da mercoledì ripartirà l'entusiasmo e molti del segno potranno vantare energia da vendere. Molto bene il weekend, godetevi un meritato relax dopo aver affrontato le fatiche della settimana, anche se nella vostra mente ci saranno già altri progetti. Gemelli. Amore, settimana appagante per i nati del segno. Dal punto di vista sentimentale non vi mancherà nulla e sia che siate in coppia o single vi sentirete soddisfatti, apprezzati e compresi. Questo vuol dire che state bene con voi stessi e che avete ritrovato il vostro equilibrio interiore. Mantenetelo finché potete. Lavoro, dovrete avere più pazienza con chi vi circonda, potrebbe essere necessaria per affrontare al meglio una settimana che tutto sommato sarà positiva sulla sfera lavorativa. Certo, potrebbe anche essere migliore se vi darete da fare per portare acqua al vostro mulino e incrementare i vostri guadagni. Cancro. Amore, poche novità in amore questa settimana, ma non perché non siano buone, è che tutto procede tranquillamente. Forse i single potranno essere un po' nervosi, ma per le coppie ci saranno ottime intese e piccole emozioni quotidiane che serviranno a rinsaldare l'amore. Fine settimana di relax, qualche viaggio in vista o una gita fuori porta favorirà la distensione. Lavoro, inizia alla grande questa settimana e molti cancro potranno ritrovarsi a dover chiudere trattative importanti, fare investimenti proficui, conoscere persone influenti. Anche se qualcosa potrà sfuggirvi, di certo non lo saranno le cose importanti, ed è quello che conta per non rimanere indietro. Leone. Amore, alcuni malumori o comunque delle influenze negative vi renderanno apatici o nervosi a inizio settimana. L'umore altalenante metterà addosso una strana tensione che farete fatica a dominare. Di certo non state passando momenti floridi in amore, ma in compenso il lavoro va a gonfie vele. Lavoro, il lavoro questa settimana andrà meglio dell'amore e per molti del segno sarà un periodo di grandi aspettative. Soprattutto chi ha investito e si è messo in gioco è in attesa dei risultati, che per fortuna non mancheranno. Occorre solo essere un po' più prudenti, ma solo per cautela, per il resto agite. Vergine. Amore, settimana piena di passione per i vergine, anche chi è in coppia da tempo avrà slanci inaspettati, tanto da stupire il partner. In genere è difficile vedervi fuori controllo, ma questo vorrà dire che proverete dei veri sentimenti. I single saranno a caccia di avventure e chissà che invece non trovino l'amore. Lavoro, meglio procedere con prudenza questa settimana. In ambito lavorativo potreste avere dei contrattempi e i progetti che volevate perseguire potrebbero arrestarsi. Tutto però potrebbe cambiare nella giornata di venerdì, quando i pianeti con i loro influssi favorevoli vi invitano a prendere in mano il controllo della bilancia. Amore, amore in pole position. Questa settimana dimenticherete qualsiasi attrito con il partner e sarete pronti a riconciliarvi per vivere momenti di alta intensità. Intesa e complicità andranno a braccetto e potrebbero nascere nuovi progetti di coppia. Ottimo periodo anche per chi non vuol saperne di avere legami. Lavoro,
Sarà una settimana piena di successi lavorativi, sarete molto quotati dai superiori e potreste anche svolgere altri ruoli ancora più importanti. Ottimo il rapporto con i colleghi, anche in una nuova sede riuscirete a creare un clima armonioso. Weekend rilassante, però staccate la spina e dedicatevi alle vostre passioni. Scorpione. Amore. In amore ci sarà una bella sorpresa da parte del partner. Avere qualcuno che crede in voi è molto importante e vi farà sentire più sicuri e più fiduciosi, ma dovete anche camminare da soli qualche volta. Mercoledì sarà una giornata di grandi emozioni e anche chi è solo potrà sperare di trovare quell'intesa intrigante che coinvolge la mente e il cuore. Lavoro. Inizio settimana da dedicare a faccende lavorative importanti. Da mercoledì pomeriggio potranno avere peso alcune esternazioni su capi e superiori, ma chi ha un'attività autonoma potrà avere molte occasioni per migliorare la propria situazione e aumentare le entrate. Accettate i consigli di qualcuno esperto. Sagittario. Amore. Le influenze positive questa settimana saranno incentrate maggiormente sul piano erotico e sentimentale. Non lasciatevi sfuggire occasioni più uniche che rare, soprattutto nella giornata di giovedì, che sarà tutta dedicata al romanticismo. I single saranno affascinanti e anche chi è già impegnato potrebbe lasciarsi andare. Lavoro. Anche se lavorerete con fatica e impegno, questa settimana potreste non ricevere i risultati che desiderate. Tuttavia, non starete con le mani in mano e la vostra caparbietà vi indurrà a cercare le soluzioni per uscire dal tunnel. E riuscirete nel vostro intento, la fortuna sarà dalla vostra parte. Capricorno. Amore. Sentimenti in primo piano questa settimana, i Capricorno avranno molte cose da discutere se sono in coppia, e anche chi è rimasto solo potrà avere ancora discussioni con un ex. Ritorni di fiamma potrebbero complicare le cose, ma il tira e molla non è producente, quindi guardatevi bene dentro prima di agire. Lavoro. La grinta che contraddistingue i nati del segno sarà meno forte questa settimana, complice i progetti che non sono abbastanza validi da garantire successi. Dovrete cercare di individuare quali sono i progetti giusti su cui puntare e poi impiegare al meglio le vostre energie. Acquario. Amore. Ci sarà meno armonia in famiglia e nelle coppie questa settimana, ma complessivamente filerà tutto liscio. Un litigio o delle incomprensioni potrebbero manifestarsi nella giornata di mercoledì, ma si tratterà di cose di poco conto. Ben motivati dall'interesse per una persona, i single si faranno avanti. Lavoro. Non vi farete intimidire da qualche collega di turno che vuole soltanto fare degli scherzi di cattivo gusto. La settimana si aprirà con qualche tensione sul lavoro, ma chi di voi è tranquillo e non ha nulla da nascondere giocherà a carte scoperte. I talenti non si possono nascondere, e voi li avete. Pesci. Amore. La nostalgia di una persona cara o di qualcosa che avete vissuto potrebbe accompagnarvi durante l'inizio della settimana. Fate in modo che questa sensazione non vi blocchi e non crei degli screzi con la persona amata. Pensate invece all'amore, aiuta e vedrete tutto con ottimismo. Anche i single dovranno cercare di guardare alle cose positive. Lavoro. Con Mercurio favorevole questa settimana le situazioni volgeranno dalla vostra parte e anche quando sembra abbiate torto vi ritroverete ad avere ragione. Darete prova di carattere e saprete farvi valere quando ce ne sarà bisogno, senza adirarvi, ma con garbo. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.